Lo sciocco, lo ammetto, durante la pubblicità, condizionato dal video e dalla musica di Madonna Vogue, quindi poi con le nostre modelle ero qua che mi sparavo un po' di cose. Faccio lo sciocco, lo so, lo ammetto. Però io ricordavo alle nostre ragazze che insomma se avranno l'opportunità, e ve lo auguro di cuore, di arrivare alla vetta, vi dovete pian pianino sciogliere e sfatare il solito discorso di la modella indossa l'abito, boh, li finisce. Ci sono persone che nel vostro settore aiutano chi è più debole, chi è più povero e sono diventati dei simboli molto importanti. Ad esempio noi abbiamo, mi sfugge il nome, Bianca Balti, giusto? Lo dico bene? Perché cognomi. Lei è impegnata nell'aiuto con i bambini e insomma potreste diventare un qualcosa come un riferimento e molto importante. Lo so che adesso è tutto un gioco, è tutto un inizio ed è anche giusto che lo prendiate così. Voi studiate, vero? No. Io ho finito. Hai finito? Sì, Beh, mi sono laureata e ho studiato. Cosa hai studiato? Design della moda. Ah, quindi brava, sei coerente. Sì. Allora, visto che, la metto subito in crisi, visto che hai studiato e hai un occhio professionale, mi commenteresti queste creazioni, Rosy Garbo naturalmente, di chi abbiamo qui in studio, ricordiamo Mauro Belcaro e Francesco Belcaro? Beh, questi vestiti sono tutti creazioni di alta moda, con particolari pizzi di stile veneziano, diciamo, e con applicazioni di perline fatte a mano. Un abito da tutti i giorni o un abito speciale per occasioni, insomma? Sì, sono abiti comunque importanti che bisogna sapere anche usare, portare, con una certa eleganza. Ti chiedo, secondo te la moda deve continuare a essere questo, un po' il sogno, tra virgolette, irraggiungibile di tutti noi, o deve essere un qualcosa, visto le tendenze purtroppo che condizionano le nostre scelte, prezzo, comodità, tutti i giorni e via? Beh, la moda deve essere un mix, diciamo, ci deve essere sia l'abito facile che l'abito importante da saper utilizzare secondo le occasioni. Qualcuno mi insegnò che l'abito, secondo appunto il suo parere, eccellente è quello che ti fa sentire sicuro, che ti fa sentire a tuo agio. È così? È sbagliato questo pensiero? No, effettivamente è così, deve essere nella tua personalità l'abito, sentirlo bene, non solo che sia confortevole, perché la moda non è confortevole, ma deve essere il tuo stato d'animo. Quindi buttiamo via quella frase convenzionale, se bello vuoi apparire o bella vuoi apparire, un pochino devi soffrire? No, realmente è la verità, perché la moda non è... Allora quella è ancora valida. Sì. Ragazze, io so che ci sono 250.000 euro in palio per il raggiungimento del sogno di Miss Universo. Oggigiorno sono dei bei gran soldoni. Vi chiedo semplicemente come utilizzereste questo premio, in che cosa lo sfruttereste. So che spesso e volentieri i giovani rispondono nella casa, quindi nel domani. È così per voi? Una alla volta, ditemi una battuta, nulla di complicato. No, io personalmente non penserei subito alla casa, penserei più che altro a dei viaggi o questi sono i due must. Ricordo quando lavoravo con Gerry Scott e Chi vuole essere milionario, tutti sceglievano o la casa o il viaggio. Prego. Penserei a qualcosa di investimento anche sul lavoro stesso. Ok, sì. questo spiazza un po'. Sì. Quindi start-up, sì, cose del genere. Tu stai studiando, hai studiato? No, mi sono già laureata. Cosa hai fatto? Posso chiederti? Sì. Io vengo da un settore un po' diverso, io ho fatto scienza infermieristica, poi ho cambiato, ho studiato consulenza d'immagine, organizzazione di eventi, quindi lì ho iniziato a lavorarci proprio con la moda. Senti, tu sai, come tutte le tue colleghe, che potresti rappresentare il nostro paese, quindi nel mondo, in un concorso che insomma è veramente la vetrina numero 1 dei concorsi di bellezza. Che emozione hai addosso? È sempre emozionante pensare che puoi rappresentare la nazione e poi portare avanti il Made in Italy come portano loro a New York con la moda, possiamo portare noi con la testa, con la bellezza, con il portamento, con tutto quello che c'è dietro al titolo di Miss, diciamo. Voglio sentire invece i sogni delle altre tue colleghe, voglio sentire che cosa le ha spinte insomma a partecipare, se semplicemente il gioco o se effettivamente alle spalle c'è da anni una preparazione e seguire insomma questa cosa.
Beh, un po' sicuramente è stato mettersi in gioco e vedere, spingersi oltre. Poi ovviamente, come ha detto la mia collega, portare avanti il Made in Italy e nel caso di vincita sicuramente penseremo al must della casa. Però voglio capire dove me la compri la casa, visto che tu sei d'origine spagnola. Dove sceglierai? Beh, Capoverde, che così è... il mio sogno sarebbe Venezia in realtà. A Venezia? Sì. Brava. Guarda, sei la prima che mi risponde così, nel senso che purtroppo Venezia è una città che vive sugli allori del passato. Gli americani, gli stranieri arrivano pensando ancora nostalgicamente a ciò che è Venezia. Il veneziano d'oggi è cambiato, è tutt'altro. Anche noi stiamo perdendo pezzi di palazzi e cose incredibili perché le comprano gli altri e noi invece non li ristrutturiamo, non li ridiamo allo splendore che furono. E sento tanta gente che invece se ne sta andando via da Venezia. Questo è un peccato. Una città come Venezia non deve assolutamente morire e non deve chiudere i battenti dei suoi negozi e di tutto ciò che è. Quindi bello insomma aver scelto. Ma tu l'hai scelta romanticamente così perché ti è sempre piaciuta. Cosa ti colpisce di Venezia? La gente o la cosa di vivere comunque sul mare? No, sembra di essere dentro un film, cioè ti trasmette storia. Museo. Sì, è un museo. Lo vedi però, siamo sempre attaccati a questo, il fatto sì. che Dovunque Venezia guardi, sia un museo. Dovunque guardi tutto è bello. Tutto. Attenzione alla polvere dei musei però, non si deve posare. Ragazzi, voglio sentire anche voi. Beh, allora, come prima si parlava di preparazione, la preparazione vabbè, è tanta e dal momento in cui si decide di far parte un po', di fare questi concorsi automaticamente... Tu non sei nuova però a concorsi, io come viso già ti ho... no, invece è la prima volta? No, non dico che sia la prima allora. volta, però non è da tantissimo che... Beh, logico, sei che giovanissima. faccio queste cose, proprio si tratta di mesi, ma in ogni caso comunque la preparazione deve esserci. E anche farsi vedere perché altrimenti non si va avanti, perché comunque il portamento, la figura, il modo di porsi, anche di parlare è importante. Senti, ti offendi se faccio un po' il furbo? Tipo? Cioè, ti dico, hai un bellissimo accento, è vero, e non è camuffato da dizione o roba del genere. Ti prego, rimani così, non diventare tipo come la Bellucci che a casa sua, ma ci sta a casa, e poi quando... Sì, perché effettivamente... ok, cioè, io credo che la dizione, non lo so, basta, insomma. James Dean parlava con l'accento del sud, insomma, americano, fu criticata per questa cosa, e però è diventato James Dean, sì. un'icona incredibile. Quindi secondo me dovremmo far capire le provenienze di dove siamo in tutta tranquillità e armonia. Vabbè, questo è un altro discorso, prego, scusami. No, niente, dopo per quanto riguarda il premio finale... Lì penso lo investirei parzialmente nel futuro, perché al giorno d'oggi è sempre comunque tutto in forse, quindi bene metterne via una parte e dopo lo userei nel presente appunto come viaggi o anche, magari aiuterei anche la famiglia. Scarpe e borse. Quello ovviamente, ma quello Siate furbe, dite anche, comprerei vari vestiti rosigarbo e accessori, insomma, fatevi furbe. È nelle centrali righe normali. Armadi di Ci vuole scarpe. l'armadio. Va bene, alla faccia della crisi, donne, non cambiate mai, caspita. C'è crisi eppure le vedi che si imbambolano comunque, lo dico simpaticamente, non mi offendete, ancora oggi davanti alla bellezza che create voi. Beh, ma lì siete Ma per voi fortuna, colpevoli, insomma, in positivo lo dico. Quale paese vorresti visitare però? Così si preparano. Dunque, quale paese? Ma sono tanto attratta dalla Germania. Oh mamma, la Merkel ti aspetta, sai? No, ma perché, paese te. nordico, un po' più freddo. Va È bene, sempre un po' sto cercando di incuriosita. capire un po' i vostri gusti, così i ragazzi a casa adesso si tingono tutti i capelli. Ma effettivamente E vengono con la maglietta del dell'acqua. vicino, No, sei no, più ma verde, guarda- totalmente scura, con i capelli lì sono tutte bionde e occhi azzurri lì, sai. Beh, via esatto, Roma. farei anche un attimino di sarei un po' fuori luogo. No, ma non lo farei tanto per i ragazzi, perché Sì, sto infine, scherzando, insomma, il naturalmente, mondo è pieno. È proprio il paese. Berlino. Ispira. Poi se devo scegliere il modello di ragazza, allora vado più su un italiano o su uno spagnolo, quindi occhi scuri, capelli scuri. Senti, ti voglio chiedere però, la Germania tu sai benissimo come è messa, non è che ci amino molto in questo periodo. Va Tu bene, dici non sono una importa. bella ragazza, cambiano atteggiamento sicuramente.
Però sai, non ti dà un po' fastidio sentire che puntino sempre il dito su quest'Italia, che stiamo fannulloni, che qui e là, che ci stanno aiutando? In realtà non è così. Ma non penso siano sinceramente neanche gli unici, perché comunque l'Italia si trova in una situazione molto molto critica, facilmente criticabile, scusate il gioco di parole, tra l'altro, da tutti. Quindi dopo sta anche nell'intelligenza della persona che ti trovi davanti a saper dire se tu fai parte comunque dei fannulloni o meno. Non che tutti siano così, però c'è comunque una parte d'Italia che dovrebbe darsi un attimino... Rosanna, alla milanese proprio, quanti sacrifici, quanti sbattimenti per arrivare alla corona? Chi ve lo fa fare? È un po' per gioco, poi sicuramente ci vuole molta preparazione, come hanno detto loro. Siciliana? No. Di dove? Pugliese. Pugliese, caspita. E dicevo, con il premio, come hanno detto loro, viaggi e poi magari investire su se stessi, quindi studiare in una buona scuola, continuare a studiare. Ho capito. Beh, insomma, sembrano motivate, hanno dei sogni puri e questa è l'importanza. Perché lo dico perché poi a volte aprendo i giornali vai a finire su cose spiacevoli. Quindi mi raccomando, fate sempre attenzione, lo dico da zio, a ciò che sono poi le tentazioni, le varie tentazioni che le ragazze poi vanno a rovinarsi, i ragazzi giovani idem. Torniamo un pochino all'America, ma soprattutto all'Italia. Progetti per quanto vi riguarda invece? I progetti sono sempre Questo è un impegno molto grosso Il cinema sicuramente. è importante adesso che faremo dal 29... Ripeti, scusa, ero distratto? La mostra del cinema a Vellido, a Venezia, che faremo 4 eventi importanti dal 29 agosto al 10 settembre. Quindi faremo dalla Sfiata Rosigarbo, da gruppi inglesi rock con la moda o la lirica con la moda, quindi cerchiamo di dare sempre il nostro doc naturalmente anche qui nel nostro territorio, non solo all'estero, e adesso ci aspetta la mostra del cinema a Venezia che è molto importante. Com'è l'indotto, per favore, visto che avevo citato un po' Valentino e qualche eccellenza che svende? Com'è il momento per la moda? Sai, il DOC, Department of Communication, è nato proprio per il momento di crisi mondiale. Voi mettete in collaborazione, in contatto, quindi artisti, Contenitori. fashion, contenitori, esatto, marketing e tutto. Ti chiedo anche un focus per quanto concerne il marketing. Le persone non hanno soldi in questo momento, le aziende, abbiamo ricordato, sono suvvissate da debiti oppure sono lì che fanno le formichine. Io credo che il marketing in questo momento sia difficile da esportare o da importare anche. Da qui nasce l'idea di creare la famiglia, di creare il networking in senso lato e anche stretto e anche più ampio in tutti i sensi, dove la comunicazione del settore venga messa assieme in uno stesso contenitore e aiuti il settore stesso. Cioè ogni parte del settore moda, se viene raggruppato, diventa una ricerca, diventa uno stipendio più semplice. Ho capito, ma si riesce a fare un discorso del genere? Perché poi vediamo che un cavalli sfotte Armani e si pigliano a borsettate uno con l'altro. Quindi creare veramente questo mercato unificato la vedo veramente dura. Sono tutte prime donne, insomma. Soprattutto in Italia, sì, questo è vero. Non è, Ma così facciamo il gioco degli altri. no, non è che fai il gioco degli altri, perché avendo tante prime donne che vogliono diventare qualcuno, alla fine si confrontano. Questa competizione rende anche la moda sempre migliore. È una cosa che si La porta ricerca avanti. continua. La ricerca continua. Sostenete effettivamente questa cosa? È sempre È stato il lato così. positivo del negativo, insomma, ecco. Te lo chiedo perché togli ciò che sono le vostre eccellenze, io guardo quello che posso permettermi invece, vedo che è sempre un pescare dal passato e riciclare un pochino. Beh, se si impara dal passato, si aggiunge qualche dettaglio per vedere il futuro. Quindi con tessuti, tecniche, è saggio. innovazione e saggio. È saggio. Va bene, con queste parole sagge io vi congedo, vi ringrazio. Ragazzi, è una passeggiata, non è stato nulla di imbarazzante. Temevano i chiedessi del Cavour, ma secondo me eravate preparatissimi. Allora, abbiamo tempo, mi dicono, ancora un cicinin. Va bene, non c'è problema, non mi ricapiterà di avere questa eccellenza ancora un'altra volta. Prego, facciamolo. Prego, ragazze. Voglio però... Non abbiate fretta, Non abbiamo fretta, non c'è problema. Voglio però che ricordiate un pochino ciò che è l'emozione, ringraziando chi vi ha portato qui, l'emozione di indossare questi abiti. Prego, un colpo per quanto vi riguarda.
Beh, questi abiti sono molto eleganti e è sempre emozionante poterli indossare. Sì, ma sicuramente voi nel cuore di donna avrete degli stilisti che sono i vostri preferiti. Io quando vedo le loro creazioni vedo che non manca nulla a livello di quelli che ho citato poc'anzi, anzi a volte forse dovrebbero gli altri più grandi fare un pelino. No, ripeto, noi siamo artigiani, quindi... Lo so, ecco. ma io continuo a difendere osticamente l'artigianato, che è il valore insieme a turismo e a ciò che è l'arte in Italia da difendere. Non ce n'è, scusatemi, sarò noioso. L'agricoltura, l'artigianato e tutto quello che noi italiani sappiamo fare con le nostre mani va evidenziato. Il vero Made in Italy. Vai, macchina che sforna magliette una dietro l'altra. E sono capaci tutti a fare così, giusto? Ma adesso vedrai sempre più la differenza, l'artigianato tornerà ad essere una cosa d'elite. Io me lo auguro, io volevo fare questa domanda che magari può spiazzare un po' le ragazze per capire se loro effettivamente da donna, insomma da giovani, riescono a percepire il lavoro che c'è dietro questi abiti, se riescono a indossarli con ciò che è invece la vostra volontà. Alla fine quando uno guarda un quadro cerca di dare la propria lettura e magari sfalsa ciò che è la volontà dell'artista. L'arte dovrebbe essere così, comunque dovrebbe dare un messaggio, ti deve colpire. Volevo sentire appunto l'emozione di indossare creazioni artigianali, senza essere noioso sul ricordare che ogni giorno purtroppo ci vestiamo in serie. Prego, se nessuno ha un commento da fare io parlo con Giulia, con gli commenta il tuo abito che sento che è la più spigliata almeno. Per quanto riguarda quest'abito basta guardarlo, cioè è palese sia comunque artigianale come lavorazione, è bellissimo tra l'altro. Per quanto riguarda il poter paragonare con magari il mio stilista preferito, sono sincera, non posso farlo perché sì, magari guardo i giornali, guardo la sfilata, però non mi sono neanche mai permessa di sognare, visto che comunque la moda costa e quindi in ogni caso comunque trovo questi abiti stupendi, non perché Ma tu interpreti personalmente un abito come un must per seguire la massa, quindi essere in mezzo a tutti e quindi comunità, o invece io mi devo differenziare, deve essere il mio animo, deve essere la mia persona? Quello assolutamente, infatti... Quale dei due? No, per quanto mi riguarda ci si deve sempre comunque differenziare, ma per il semplice motivo che quando si indossa un abito lo si indossa appunto anche come diceva Mauro prima a seconda dell'umore, della personalità, di un insieme di cose per cui dopo per forza di cose ti distingui e quindi sì. Questa è l'idea. Ribadisco solo una cosa rispetto alle altre aziende, quindi dall'artigianale all'industriale. Anche solo la vestibilità. Poi ho fatto la gaffa perché tra noi c'è una spagnola e Zara. Infatti vedi che mi sta guardando in cagnesco. No. Abbiamo anche noi i nostri crimini, dai. Quindi la vestibilità ai nostri Da prodotti. lunedì a venerdì si può indossare Zara, il weekend pensiamo all'alta moda. Bravo. Esattamente. Sì, ma Diplomatica. Sì, mi ha tolto dall'imbarazzo. Bisogna. Mi sono reso conto dopo che ho sparato sulla Spagna e poi ho detto però Zara appunto arriva proprio da là. Insomma ha creato la moda per chi non se la poteva permettere e quindi è stata un'idea vincente inizialmente. Il problema è che dopo, per quanto mi riguarda, e rispetto Zara perché hanno comunque delle creazioni interessanti, molto giovani, il problema è che poi hanno fatto divise e già noi italiani siamo tutti in divisa da stupidi, insomma vai, seguiamo l'onda. Lì è sempre la crisi, come sì. H&M, non è che appunto su Zara prodotti insomma fantastici, ma non arriviamo insomma all'artigianato. Prego, scusami. No, niente, ribadisco che il nostro prodotto è artigianale, quindi fatto su misura, ok, ma il taglio, tagliato in sbieco come i veri artigiani, quindi la vestibilità superiore, quindi questo noi puntiamo molto al prodotto di qualità e questo sarà il vero Made in Italy che Una cosa che mi all'estero. incuriosisce però come si sposa cinema e abbigliamento. Perfettamente direi. Spiegami il perché per come, è logico, tu sei del settore e tutto, ma immagina la signora Maria a casa che dice vabbè ma il film, vado a vedere il film, ok, mi metto l'abito bello, come funziona? Oppure nel vostro appunto futuro evento, che tipologia di cosa mi devo aspettare? Beh sai, red carpet, quindi l'alta moda è
la sua morte, diciamo. Assolutamente una donna in questo tappeto rosso, una camminata, non possiamo mettere, scusate, un abito di Zara, ma bensì un abito d'alta moda, va benissimo Rosy Garbo. Io sono sicuro che mi arriverà adesso una querela dalla Zara e se la prima volta che vado a comprare, e ce l'ho, una camicia Zara, mi sbattono fuori, no? Ma tu non sei quello che non sta sputando su Zara. No, anch'io compro Zara. Ok, e nel frattempo li facciamo pubblicità. Ricordiamo che abbiamo stilisti, designer italiani che lavorano a Zara proprio. A parte che lavorano, poi per il cinema, tutti i film che vediamo, la televisione, tutto quello che è televisione viene disegnata da questi ragazzi, da questa gente che prepara questi costumi, questi abiti da palcoscena, tutto quanto. E riusciamo a prendere anche degli Oscar, assolutamente. Lo prende l'attore. Dobbiamo ricordarla questa cosa, assolutamente. E poi c'è molto Made in Italy dietro queste cose. Vi voglio chiedere un'altra cosa. Ho visto appunto però delle associazioni cinema e a fianco l'esposizione dell'abito magari indossato dalla diva, piuttosto che questo anche fa capire le due eccellenze e il fatto che si possano sposare insieme? Questo è un po' più marketing, comunicazione realmente, però sì, sai, la star è un'icona, la moda è un'icona, si fondono assieme e quindi creano una grossa comunicazione. Trovate ispirazione in qualcuno nella vita o è semplicemente mamma e papà che vi ispirano? Domanda un po' alla Marzullo, lo so. Beh, realmente è la donna che mi ispira. Io penso di essere un po' un mix, ho preso un po' della creatività della mamma e la professionalità del papà. La televisione però sta dando delle icone di donne sfalsate, non sono quelle che vediamo su NTV, piuttosto che addirittura delle mamme allucinanti che fanno delle cose assurde. Le ragazze sono quelle che abbiamo qui in studio, questa è l'effettiva realtà, ragazze che sono fidanzate, che hanno da spadellare anche loro quotidianamente come tutti i cristiani, insomma, i comuni mortali. Dopodiché per gioco, per divertimento e anche per soddisfazione magari futura nella vita di vedere le proprie fotografie, guarda che bella, no, guarda che ricordi, si mettono appunto a interpretare le grandi dive. È quel tipo di donna che vi ispira o è questo tipo di donna? Perché? Sì. Perché poi purtroppo quelle donne là a volte sono quelle miliardarie che comprano i vostri abiti. Sì, ma realmente le donne miliardarie, perché anche noi vestiamo qualche star di Hollywood, da Sharon Stone che sia, realmente le star non li comprano gli abiti. Devi regalargli e star, tra virgolette. Lo so, Sharon mi ha chiamato questa settimana, mi ha detto che non gli erano ancora arrivati i vostri abiti, se potevo ricordarvelo. Tu gli hai mandato un abito di Zara. No, H&M per un po' di par condicio, e già che ci sono Benetton, portiamole. Qualcuno in italiano, dai. Allora io vi saluto, scherziamo, ridiamo, però ricordiamo sempre che TV7 alle 7 è impegnato su ciò che è il discorso attuale, quotidiano, quindi con i piedi a terra. Noi torniamo subito dopo la pubblicità e si parlerà tutto tondo di agricoltura e quelli che sono i problemi. A tra poco, grazie a tutti voi per essere stati qui i nostri ospiti. C'è un ballerino, Quando vedo uno stacchetto so che...